le multe non sono ancora partite e quindi in qualche modo sono stato avvisato, anziché fare la multa cercheremo di far sì che questi studenti possono farsi l'abbonamento per il prolungamento. L'abbonamento ha un costo di 10 euro e quindi questa potrebbe essere una soluzione. Tende una mano agli studenti multati il presidente dell'azienda Mobilità di Marca, Giacomo Coladonna, commentando il caso dei 30 studenti multati a Vittorio Veneto. Qualche giorno fa i giovani sono saliti su una navetta scolastica, nessuno di loro però era in possesso dell'abbonamento per il prolungamento scolastico. Tutti infatti avevano un semplice abbonamento extraurbano, di conseguenza i controllori li avevano multati tutti per 50 euro. Per gli studenti tutto è nato per un malinteso che doveva essere compreso dai controllori. Voi ci siete rimasti male? Ci siamo rimasti molto male perché reputiamo questa cosa ingiusta, in quanto noi abbiamo solo preso l'autobus con scritto vari istituti pensando fosse una linea urbana. Noi prendiamo di solito sempre la linea 31-34, che è la linea urbana, e quella linea là con vari istituti non pensavamo assolutamente fosse un prolungamento scolastico. Da giorni il servizio era stato segnalato per abusi nell'utilizzo senza idoneo titolo di viaggio, per questo si sono attivati i controlli. Adesso vedremo se gli studenti accoglieranno la proposta di MOM per evitare la multa.